Erano da poco passate le 10 quando un'anziana di 84 anni è stata travolta da un camion lungo la strada centrale di Stra, davanti alla chiesa, all'altezza di Piazza Marconi. L'impatto è stato talmente violento che per la donna di 90 padovana non c'è stato scampo. Sul posto sono giunti poco dopo i soccorsi del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco per tentare di estrarre l'anziana rimasta sotto il veicolo, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Troppo gravi i traumi riportati. Alla guida del mezzo, che era diretto verso Dolo, un 47enne di nazionalità turca, risultato negativo ai test preliminari su alcol e stupefacenti. Ha raccontato di essere stato fermo prima delle strisce pedonali al semaforo. Davanti a lui un autobus che, una volta scattato il verde, è ripartito e il tir dietro. L'autista però non si era accorto della presenza dell'anziana, che con tutta probabilità stava attraversando per andare al mercato, e nemmeno le urla dei passanti che assistevano alla scena sono servite. Il 47enne è indagato per omicidio stradale. Saranno analizzati anche i filmati delle telecamere della zona per ricostruire l'esatta dinamica. Nel frattempo il camion che trasportava materiale ferroso e plastica è stato posto sotto sequestro. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento delle operazioni, mentre il traffico deviato su via Oltre Brenta, provocando disagi soprattutto per chi giungeva da Padova.